Potrebbe essere una semplice ruota, ma il caro Giancarlo ti ha fatto un portombrelli, caro Giancarlo, che t'ha combinato, guarda qua. Rinda Munnezza esce allora, belli miei, saluti a voi. Questo vecchio detto che vuole che dall'immondizia c'è l'oro. E allora io ve lo voglio ora far vedere perché c'è questo detto. Venga e mi spiego. Se dall'immondizia esce l'oro, chi ne sa di più è proprio il caro Giancarlo. Buongiorno e grazie Amedeo in questa passeggiata che faremo insieme. È veramente un gran piacere essere qui con lui. Giancarlo, tu hai fatto quest'opera grandiosa che è quella di prendere l'immondizia e dargli una seconda vita. Ma da dove nasce tutto questo? È una cosa che è nata 20 anni fa, brevemente vi spiego, che è cominciata andare a prendere giocattoli che si trovavano per la strada. Da qui è nata questo fatto di raccogliere, di riciclare una materia, quale il giocattolo, e per 10 anni abbiamo dato vita quasi a 2000 giocattoli che la gente aveva buttato, distribuendoli tra le scuole e le case famiglie. Poi c'è stato un salto e mi ha portato a essere quello che sono oggi, i materiali più svariati a creare complementi d'arredo. Dalle lampade ai portaombrelli, dai portaombrelli alle mensole, alle cappottiere, portaabiti, portaombrelli, sedie fatte consegnare. Insomma, quello che per voi è la normalità, per me è la normalità. Ma come ti viene l'ispirazione? No, io non faccio niente, sono loro. Anche se vi sembrerà assurdo, però succede realmente questo, che nel momento in cui io vedo un pezzo, è lui che mi trasferisce nell'immediato l'immagine della sua seconda vita. Per cui a me tocca semplicemente portarlo in laboratorio, mettermi dietro al mio banchetto e trasformarlo in quello che lui mi chiede. La grande fortuna è che la testa e le mani si vogliono molto ma molto bene e spesso riesco a fare delle cose abbastanza simpatiche. Ecco, proprio l'artista che tu sei, perché veramente sono opere d'arte che tu fai. Troppo buono, grazie. No, ma veramente, cioè, voi state guardando, state vedendo, cioè, ci sono delle opere spettacolari, cioè, veramente sorprendente il lavoro che tu fai. Ma la mia domanda, tu prendi l'oggetto e lo porti qua nel laboratorio, nel covo di Giacomo. Esattamente. Ma sto covo è Giacomo, che è? Allora, il covo di Giacomo nasce qualche anno fa perché è il racconto di come è nato un lampadario. E in questo racconto si narra di questo Giacomo che costruisce. In definitiva non sono altro che io. Abbiamo anche avuto il piacere che questo racconto ha vinto un concorso letterario e è arrivato al primo posto. Come sto lampadario, c'è questo lampadario che è spettacolare perché è fatto con pezzi di tutto di più. Ci sta dal pezzo più banale al pezzo più impossibile. Lui si chiama Sogno e nasce da una situazione molto particolare perché è metà sogno e metà realtà. Ma l'obiettivo primario è stata per la prima volta da quando mi diletto in queste cose, dopo quasi 10 anni che ho fatto un'interpretazione totalmente diversa del recupero dei materiali. Mentre tutto quello che vedete poi dopo in successione è tutto materiale che viene preso o a mare o a terra, questo invece per la prima volta è stata una ricerca di andare a prendere quella che si chiama la spazzatura spaziale, per cui tutti i residui che vengono lasciati nello spazio per le ricerche dai satelliti, dalle navicelle e quant'altro. Cioè, fondamentalmente tu riesci a prendere pezzi non solo immondizia da terra, cioè tu hai pezzi aerospaziali. Sì. Cioè, te ne pezzi che vengono lanciati nello spazio. Sì. E il bello, ecco, dare un messaggio, che è il messaggio che vogliamo dare. Dall'immondizia veramente esce l'oro, perché questi sono pezzi unici, non rari, unici. No, ognuno è uno di uno. Esatto, ognuno è a sé. Quindi il bello di poter dire sì, sulla terra c'è immondizia, nel mare c'è immondizia, ma anche nello spazio c'è tanta immondizia e tu gli hai dato veramente una vita nuova a tutti gli effetti. Questo sopra di noi invece, eccolo qua, questo sopra di noi, cioè questo invece fa parte del mare. Sì, lei è praticamente aurora boreale, dove per la prima volta ho fatto questo studio di mettere insieme
3 colori miscelandoli in modo diverso e crea appunto queste sfumature che sono letteralmente impossibili da trovare in qualunque tipo di LED, lampade, perché praticamente sono fusioni che nascono, anche se sposti 1 millimetro cambia di tonalità, per cui come tenga a capo così fai. Giancarlo, io voglio invitare agli amici che ci stanno vedendo, cioè se vogliono venire a vedere le tue sculture, quello che fai, perché sono cose stupende, sta a via San Nicola al Nilo. Esattamente. Ok. Altra cosa fondamentale che volevo sottolineare è che in tutto questo progetto da qualche anno lo abbiamo sposato anche con l'associazione che ho dato vita insieme ad altri soci, che si chiama Anziet. È un'associazione che tratta l'economia circolare, tratta l'educazione ambientale e fortemente quello che è il concetto di riciclo. E il bello che tutto questo tu lo trasmetti anche ai bambini. Sì, anche quest'anno fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di fare dei laboratori con dei bambini dove poi anche loro volevano conoscere Anziet, che sarebbe l'associazione. Mocio, chi più ne sa, più ne metta nei commenti con l'immondizia cosa si può fare. Tutto. Giancarlo ne sa di più, ne sa di più. Tutto, vi aspetto ragazzi. Buona Giancarlo giornata. Minniti fa buona storia. Un Ciao e bacio. grazie ragazzi. Ciao Giancarlo, un bacio. Ciao, aiuto.